Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Benvenuti a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Chef in diretta qui sui 101 di Radio.0, anche naturalmente sulla nostra pagina Facebook e come sempre sul nostro canale YouTube, ma in diretta oggi anche dal centro commerciale Torri d'Europa di Trieste, dove c'è Maria, e quindi approfitto per salutare sia la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, che è qui in studio. Buongiorno Claudia. Buongiorno Barbara, buongiorno Maria. E Maria in collegamento invece dal centro commerciale Torri d'Europa. Buongiorno e benvenuta Maria. Buongiorno a tutti, benvenuti anche al centro commerciale Torri d'Europa. Qui alle mie spalle avremo tantissime novità da raccontarvi. Intanto buongiorno Claudia e buongiorno Barbara. Buongiorno a te Maria, sì, ci sono tantissime novità naturalmente al centro commerciale Torri d'Europa, proprio per tutti i gusti, oltre che quelli appunto della cucina. Noi tra l'altro vi invitiamo anche a seguire sempre la nostra classifica ogni giorno alle 18, perché ogni giorno non solo vi proponiamo 10 singoli della settimana, ma anche tutte le novità del centro commerciale Torri d'Europa. Maria, c'è qualcosa intanto tra le novità che vuoi ricordare in apertura? Beh, intanto io mi trovo proprio davanti all'Info Point, che ha veramente tantissimi servizi da proporre a tutti i clienti, a tutti gli appassionati del centro commerciale Torri d'Europa. Ho già sentito alle mie spalle molte persone che sono venute a richiedere fotocopie, stampe o fax, perché il servizio è uno tra i primi anche qui all'Info Point del terzo piano del centro commerciale Torri d'Europa di Trieste. E poi molto importante anche la gift card. Questa settimana infatti, venendo a richiedere la vostra gift card, che è spendibile in tutto l'anno in tutti i negozi del centro commerciale Torri d'Europa, riceverete in omaggio la shopper del centro commerciale Torri d'Europa, che adesso vi mostrerò anche sulla nostra diretta video, e la mascherina con il marchio del centro commerciale Torri d'Europa. Ci sono anche diverse promo durante tutto l'anno per ricevere la vostra gift card a un prezzo speciale. La potete regalare a chi volete. A breve poi verrà inoltre fornito, vi anticipiamo, anche il pagamento via POS, quindi con il vantaggio anche del cashback. E poi ricordiamo anche i nostri amici del teatro, perché qui all'Info Point del centro commerciale Torri d'Europa c'è il servizio biglietteria del Teatro Rossetti di Trieste. Naturalmente adesso gli spettacoli sono online, però speriamo presto anche di ritornare a teatro e venire a comprare i biglietti qui direttamente al centro commerciale Torri d'Europa. Barbara. Benissimo, grazie Maria, quindi veramente tante novità, oltre che alla possibilità insomma di fare shopping in sicurezza. Allora, prima di partire tra poco con la nostra ospite, nonché la ricetta di questa prima puntata della 13ª edizione, Claudia, introduciamo anche il tema di cui parleremo un po' oggi, che è quello appunto del cibo, delle ricette attraverso il web, ma anche, visto che con noi c'è la nostra Claudia Casarsa, parleremo un po' anche di fake news riguardo anche e soprattutto alla nutrizione. Sappiamo che poi la scienza anche in questo periodo si ritrova spesso insomma a dover avere a che fare con queste fake news, che poi sono anche molto difficili da smontare, diciamo, vero? Diciamo di sì, perché la scienza della nutrizione infatti ormai ha raggiunto veramente livelli altissimi, però sembra veramente che diciamo così, questo inseguire proprio una maniera di mangiare sano sia diventato quasi una cosa difficilissima, perciò anche così sul web, soprattutto sul web, senza magari troppi filtri mediatici, senza magari alcune anche tipologie di filtri, effettivamente c'è un rilancio, un passaparola, veramente un'esplosione di persone che un pochino così diciamo si occupano un po' di tutto, e tante volte viene anche troppo semplificata. C'è sempre una nuova scoperta, una nuova filosofia, un nuovo modo anche così di lanciare commercialmente, quindi anche le stesse industrie vanno a inquinare questo mare di informazioni, quando poi magari effettivamente il mangiar sano è una maniera molto semplice, che noi lo sappiamo benissimo, basta solo un po' di buonsenso. Magari dopo approfondiamo. Ma certo.
dopo vedremo alcune di queste notizie, ma a volte anche, insomma, ci ritroviamo un po' disorientati, questo fa bene, ma questo fa male. Non solo, ma anche un po' come riconoscere certe bufale, perché ad esempio adesso me ne sto accorgendo ancora di più in questo momento di pandemia, anche con questa esplosione di notizie sul Covid e sui vaccini. Comunque alla fine richiamano, cioè, che si parli di alimenti o che si parli di questo, ecco, la chiave per creare delle vere bufale sono sempre quelle. Quindi magari diamo un po' un decalogo, così almeno mettiamo un po' in allarme, ecco, quando ci sono notizie di una certa tipologia. Certo, anche perché ovviamente poi hai avuto anche diversi riscontri da persone, insomma, che si sono rivolte poi a un nutrizionista, e anche certe volte è un po' difficile riuscire poi a scardinare. Esatto. Assolutamente sì, infatti adesso poi ultimamente, ecco, c'è questo ennesimo arrivo di persone che magari, appunto, proprio per queste questioni di emergenza, diciamo, è riesplosa un po' la mania degli integratori, anche di certe tipologie di alimenti, così, ma veramente anche molte volte senza senso, oppure prese a sproposito, perché poi il problema di queste fake news è che anche magari un fondo di verità ce l'hanno e questo è il punto. È poi difficile, poi bisogna, ci vuole la competenza per discernerle, perché magari rilanciano, è vero, anche degli articoli scientifici che magari sono pubblicati, ma dipende qual è questa rivista, perché è stato l'ennesimo caso qualche settimana fa che ho avuto modo di leggere, sempre sul discorso della vitamina D e del Covid e di come, se fa bene, se fa male. È stata di nuovo rilanciata, poi a rileggere meglio l'articolo si scoprono, insomma, che ci sono dei difetti anche statistici o delle cose che un addetto ai lavori riconosce facilmente, ma ovviamente chi non ha una certa preparazione scientifica è molto difficile da riuscire così a decifrare. E lo ammetto anch'io, perché nonostante la mia curriculum scolastico, diciamo, poi certe analisi statistiche sfuggono anche a me, poi matematicamente, certo, nel dettaglio, ecco, certo, perché magari questo anche, ecco, è un discorso di un'altra scienza nuova. Insomma, vedremo anche di toccare questi argomenti nel corso della nostra 13ª edizione. Certo è che invece il web diventa spesso anche un ottimo strumento per promuovere alcune ricette tradizionali, quelle che è sempre bene, insomma, scoprire e riscoprire anche in modi nuovi, scoprire tutte le sfumature di quello che può essere la cucina di un territorio, e uno di questi obiettivi sono anche quelli della nostra ascoltatrice, ma anche prima ricetta di oggi, ovvero la Patti Food Lover, notissima nel campo, insomma, dei blogging e food blogging, che oggi ci ha inviato tra l'altro 2 interessantissime ricette. Patti è qui con noi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno, un piacere averti qui con noi. Intanto raccontaci un po' di come ti è venuta questa idea di parlare, insomma, di ricette di cibo sul web, cosa che sembra facile ma non è vero, Patti? Sì, allora non è facile, però diciamo è nata così un po' per gioco, un po' per caso. 1 anno e mezzo fa più o meno, più che altro per una sfida con mia figlia, e che ovviamente è essendo più giovane, si sa che i social i giovanissimi li utilizzano tanto, mi dice: mamma, perché non ti iscrivi anche tu? E dico: sì, ok, mi iscrivo su Instagram, ma cosa devo fare? Allora mi è venuto così, la cosa più semplice che uno può fare e che si fa comunque tutti i giorni è quello di far da mangiare. E far da mangiare in maniera semplice, come si fa a casa tutti i giorni, quindi senza assolutamente niente di complicato. E così ho iniziato a pubblicare quello che preparavo con la ricetta e ho visto che la cosa aveva abbastanza successo. Beh, vuol dire che le tue ricette erano anche decisamente interessanti. Sì, semplici, quindi alla portata di tutti, però insomma appetibili, diciamo così. Esattamente. Allora, tra l'altro tu ci hai inviato tante gustosissime ricette, e una di queste, 2 di queste anzi, sono quelle che abbiamo scelto oggi da condividere insieme ai nostri ascoltatori, e che racconteremo, anzi lasceremo magari che ce le racconti tu. Una è piaciuta anche molto alla nostra nutrizionista, che poi ci darà anche un commento sulle ricette, che è il frico friulano fatto con le strisulis. Correggiamo
Perdoniamo la pronuncia. Grazie, scusi. Esatto, e l'altro invece è la torta salata semplice con pomodorini e curcuma. Vuoi raccontarcele tu? Preferisci che le leggiamo noi? Più bello, insomma, sentirle da te che le realizzate. Allora, volentieri. Allora, parto con la... Vedo che avete messo la torta salata. Beh, è molto semplice da fare, nel senso che comunque la base è una pasta sfoglia, diciamo, che troviamo al supermercato. Si può utilizzare quella normale, c'è quella integrale, ci sono varie versioni. E il contenuto è anche quello molto semplice, quindi alla base di tutti. Ovviamente ci vogliono delle uova, pomodorini che io ho tagliato a fettine, e il tocco finale è quello della curcuma, che è una spezia molto particolare che a me piace tantissimo e dà quel sapore particolare in più a questa torta salata. Non è niente di difficile, è sempre alla portata di tutti. La si prepara, la si mette in forno 15-20 minuti e il gioco è fatto. Beh, benissimo, un'ottima ricetta, devo dire anche gustosa. Che ne pensi, Claudia? Ecco, questo era proprio l'esempio che dicevo prima. Poi la cucina, il mangiar sano, veramente molto semplice e basta solo un pochino così rivisitare, ricorreggere alcune ricette. Diciamo che questo è proprio un piatto completo, è quello che dovrebbe essere il pasto unico, quindi perfetto. È anche un salvacena, diciamo così, perché non si sta tanto anche a farla, quindi si salva la cena all'ultimo minuto. E qui devo dire grazie al web, a proposito, perché prima ho detto sì, è vero, le fake news, il web sembra che sia un mostro, però ecco, quando usato correttamente devo dire che offre molti spunti e alla fine ci fornisce anche nuove idee per fare dei piatti semplici, veloci, quando poi possiamo mangiare sano con piatti veramente rapidi. Grazie a voi che siete dei blogger e ogni tanto anch'io prendo spunto per dare consigli ai miei pazienti proprio anche dai blog. È vero, tra l'altro questa ricetta piace molto anche a chi ama fare escursioni, no? Nel fine settimana, perché è una di quelle belle ricette che poi si possono anche portare dietro come picnic, vero? Sì, sì. Si può mangiare, assolutamente si può mangiare anche fredda e quindi sì, è facilmente trasportabile per chi ama fare le passeggiate in montagna. Può essere utilizzata sia come aperitivo, abbinata magari a un prosecco, oppure anche come secondo. Bene, e allora, come è stata accolta dai tuoi fan questa ricetta? È piaciuta? Qualcuno l'ha provata? Ti ha scritto un feedback? Com'è questo tuo rapporto con i tuoi follower? Allora, il rapporto che ho con i follower devo dire che è molto entusiasmante, nel senso che diverse persone mi scrivono quando provano a fare le mie ricette e devo dire che questo fa piacere perché comunque vedi che quello che fai, sì, hai un riscontro, diciamo così. E il risultato è sempre stato ottimo anche per quelli che hanno rifatto la mia ricetta, nel senso che comunque la semplicità paga sempre tutto, quindi è inutile fare cose elaborate dove bisogna essere magari uno chef a 5 stelle, io preferisco fare cose semplici che tutti possono provare a fare o comunque replicare anche in maniera molto veloce. Benissimo, poi si vede che se riescono bene queste ricette le hai anche spiegate bene, che è un po' anche il compito del comunicatore in questo senso. E poi immagino che tu anche faccia degli esperimenti, no? Sì, allora se io avevo inviato anche a voi un esperimento molto particolare che avevo fatto e potremmo dire che è anche abbastanza sano, visto che c'è la dottoressa nutrizionista, ho fatto dei ghiaccioli, diciamo così, era il periodo estivo, con un prodotto che mi ha fornito un produttore della zona, Fiori del Natisone, ed è il basilico giapponese, che è praticamente, che si chiama Red Shiso. Questo basilico giapponese messo in infusione nell'acqua dà una colorazione molto particolare. Se voi volete vedere andate tranquillamente sulla mia pagina, comunque anche il sito internet dove ho spiegato un momentino di cosa si tratta e la procedura, dà questa colorazione fucsia e niente, io non ho fatto altro che fare come si fanno i ghiaccioli nelle formine, mettere l'acqua, diciamo inserire questo red shiso con il suo colore e non ho inserito nient'altro, quindi senza zuccheri aggiunti, senza niente, e il gusto era veramente molto particolare, aveva quasi un retrogusto di tè,
qualcosa che si avvicina molto al tè. Difatti viene utilizzato solitamente per fare delle tisane. Ci piace questo basilico. Lo Ecco, conosci, delle idee anche così infatti. colorate anche per i bambini. Questo è un approccio assolutamente corretto dal punto di vista nutrizionale, senza zuccheri aggiunti. Infatti Non ho l'avevamo messo- notata sì. questa ricetta. Non ho Infatti messo l'avevamo assolutamente notata e niente di più. esatto, aspettavamo di proporla, no? Quando ci avvicinavamo poi all'estate, ma tutto sommato in questi giorni abbastanza caldi direi che ci sta, eh? Esatto. E allora Patti, passiamo alla seconda ricetta, che è questo frico friulano con queste strisce irregolari di formaggio che nascevano proprio come scarti che si usavano per pareggiare le forme. Raccontaci di Esattamente. questa ricetta di questo frico. Allora, anche questa è una ricetta molto semplice. La base della ricetta sono queste strissules, che si chiamano così in friulano, che praticamente deriva dall'antica tradizione, era quello che rimaneva degli scarti che praticamente avanzavano quando pareggiavano le forme di formaggio. Sono praticamente dei piccoli ritagli di formaggio che solitamente, per non essere buttati via, venivano utilizzati in questo modo. Allora, la ricetta è molto semplice. Nel caso in cui non ci siano le strisciule, si può usare tranquillamente del formaggio. Ovviamente siamo in Friuli, quindi io, se non ce le ho, uso il montasio, perché è quello, diciamo, che riesce meglio in sostanza. La preparazione è semplice, basta avere della cipolla, patate e le strissoles. Il procedimento è anche molto semplice, perché a me appunto piace fare cose alla portata di tutti. Prima facciamo un po' imbiondire la cipolla con un po' di olio, ovviamente facendo attenzione che non si bruci o che non diventi troppo scura. Poi aggiungiamo le patate, che abbiamo grattugiato, perché altrimenti la cosa diventa un po' difficoltosa. Lasciamo appunto che si imbiondiscano un po' anche le patate e per ultimo aggiungiamo le strisciules. Cosa succede? Le strisciules ovviamente si devono sciogliere, viene fuori diciamo, si deve compattare. Cosa molto importante è eliminare il grasso in eccesso, perché essendo un formaggio, quando si scioglie rilascia ovviamente del grasso in eccesso, e lo si tratta, diciamo, come una frittata, nel senso che quando si forma la crosticina sotto si gira e si fa praticamente formare la crosticina anche dall'altra parte. È un piatto tradizionale friulano, quindi sicuramente va servito con della polenta, se fatta in casa meglio. Eventualmente si può accompagnare benissimo anche con del pane e un buon bicchiere di vino, giustamente. E poi abbiamo visto la foto ed è veramente invitante, e ci ricorda Sì. anche quei bei momenti magari da trascorrere all'aperto mangiando un buon frico. Questo non me ne vorrà la dottoressa, però non è molto sano come piatto, però piace perché è della tradizione friulana e a me piace mantenere le tradizioni. Se posso intervenire, ecco, su questo non sano è un po' relativo, perché comunque il formaggio è previsto in una piramide alimentare. Ora bisogna vederne solo la quantità, è questo che fa la differenza. Non è così sbilanciato come uno può sembrare. Se poi viene preso in eccesso, allora è un'altra cosa. Quindi io non ne sono contraria, ecco, a questo piatto, che fa parte della nostra tradizione. Quindi Certo, anche ovviamente perché la nostra... va consumato con Patti. moderazione. tutto è questo che fa è un piatto La sano differenza. e fa la differenza, perché se io lo mangio, poi sono magari, ecco, durante una camminata in montagna o comunque poi mi muovo una vita attiva e mangio la mia giusta porzione, e ho fatto il mio pranzo accompagnato da una buona dose di verdure fresche, abbiamo il tutto. È vero, e poi tra l'altro, insomma, la nostra nutrizionista è qui, oltre che in vesti di nutrizionista, anche di esperta di ricette friulane, essendo quella la sua origine, quindi ogni volta ci dà la dritta, la pronuncia, la ricetta. È una grande coltivatrice anche della tradizione in questo senso, vero? Sì. E qui vediamo i famosi ghiaccioli, eccoli qua per chi ci sta seguendo anche in diretta a Facebook o sul canale YouTube, chi ci sta seguendo alla radio poi potrà ovviamente andare a rivedere questa diretta, e c'è appunto la fonte di questo basilico particolare, anche i ghiaccioli che vengono anche un po' marmorizzati, quindi hanno un effetto molto bello anche da vedere. Sì, molto molto Bene, bello, il risultato è sì. stato ottimo.
Sì, da provare, li proveremo sicuramente e ti faremo sapere. Allora, intanto Patti, grazie per essere stata con noi e aver partecipato. Ricordiamo anche tutti i canali per poterti seguire e poter seguire le tue ricette ai nostri ascoltatori. Certo, allora la pagina Instagram, la Patti Food Lover, e il Facebook è sempre la Patti Food Lover, e su internet ho aperto la pagina ed è www.lapattifoodlover.it. E eventualmente, se volete seguire anche Simone in cucina, che è il mio braccio destro, e devo anche dire grazie a lui per tutto quello che riesco a fare. Bene, allora grazie Patti, grazie anche a Simone. I consigli ve li abbiamo dati, dove andare a sbirciare, quali sono i posti giusti per le ricette anche qui della nostra regione, visto che abbiamo dedicato proprio a questo la puntata. Grazie Patti per essere stata con noi. Volevo ricordare Barbara anche a Patti, intanto la ringrazio anch'io da qua dall'esterna, che si è aggiudicata un bel bottino di omaggi anche lei per preparare le ricette con i prodotti dei nostri partner, e quindi glieli faremo sapere tutti, ma intanto ti anticipo Patti che avrai la gubana di Vogrige, le caramelle della Giulia Caramelle, il vino dei Principi di Porcia, le marmellate dell'azienda agricola Domini Alpert di Sauris, e naturalmente anche le bottiglie d'acqua dei nostri amici di Acqua Dolomia in vetro, le exclusive, e quindi perfette da essere portate in tavola anche per arricchire e imbandire in modo elegante le tavole. Io vi ringrazio tantissimo per avermi dato questa opportunità e grazie, non so cos'altro dire. Beh, ci hai mandato le ricette, Patti. quindi più di così. Anzi, Patti, noi speriamo che tu continui a seguirci e mandarci anche, perché no, ogni tanto i tuoi consigli. Certo, molto volentieri, sicuramente continuerò a seguire e mandarvi le mie ricette. Grazie Patti, grazie per essere stata con noi, e allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera, il tuo futuro, mentre noi andiamo, Maria, a parlare anche di un'altra realtà. Tra l'altro con questo fricco io ci avrei visto bene un'acqua frizzante Dolomia. Oltre il vino. Direi di sì. Prima Vero. però di passare dagli amici di Acqua Dolomia, Barbara, volevo ricordarti un'altra novità del centro commerciale Torri d'Europa, che così iniziamo già ad anticiparne qualcuna, poi nel corso della puntata ve le daremo tutte. Che dalle seconda settimana del mese di marzo poi verranno dati tutti gli aggiornamenti anche sui social e sul sito Torri d'Europa, il centro commerciale. Ci sarà un'operazione a premi, quindi per ogni acquisto effettuato presso le cooperative presenti al primo piano tutti avranno un buono da spendere nei negozi del centro commerciale, quindi veramente un'occasione per fare il vostro shopping, anche direttamente passando dalla spesa a tutto lo shopping che trovate qui al centro commerciale Torri d'Europa, e che potete intanto sbirciare sulla nostra diretta video, perché siamo andati a fare per voi un tour all'interno dei piani del centro commerciale Torri d'Europa di Trieste. Ben detto Maria, e tra l'altro ricordate, a proposito di social, che se seguite la pagina Facebook e il sito, insomma sarete sempre aggiornatissimi su tutte le novità. Allora è tempo di andare a scoprire invece che cosa ci racconta in questa puntata Acqua Dolomia. Ovviamente vi consiglio anche di seguire tutti i loro canali, sia la pagina Facebook che il loro profilo Twitter, perché Acqua Dolomia condivide delle notizie anche molto interessanti, oltre a immagini molto suggestive che arrivano proprio da dove l'origine di Acqua Dolomia, ovvero sulle Dolomiti Friulane. Andiamo a sentirci che cosa ci hanno raccontato questa settimana. Radio Chef torna tra poco, rimanete con noi. Rieccoci qui a Radio Chef per addentrarci un po' anche nel mondo dedicato al nostro benessere, alla nostra quotidianità, insieme ai nostri amici di Acqua Dolomia. Siamo insieme al dottor Gilberto Zaina, amministratore e delegato di Sorgente Valcimoliana, l'azienda che imbottiglia Acqua Dolomia, a cui intanto diamo il buongiorno. Buongiorno dottor Zaina, ben ritrovato intanto. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buona giornata. Oggi siamo pronti anche a raccontare ai nostri ascoltatori una nuova collaborazione che Acqua Dolomia ha stretto in questi giorni, una collaborazione veramente molto importante che potrà portare avanti Acqua Dolomia non solo nel mondo ma soprattutto nelle ricette, perché parliamo della collaborazione con l'Accademia dei Maestri del Lievito Madre Panettone Italiano, e che quindi porterà Acqua Dolomia in tutte le ricette dolci e salate, dottor Zaina. Sì, sicuramente sì, è una gran bella notizia che possiamo dare, perché evidentemente questo accordo di collaborazione, questa partnership con l'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano fa sì che saremo presenti con questi grossissimi professionisti, direi, del settore
in tutti i loro eventi più importanti in Italia e nel mondo. Questo è frutto un po' della ricerca che questa accademia, che questi professionisti poi del settore hanno fatto nel ricercare l'acqua più idonea proprio per migliorare, come dire, le già notevoli capacità e notevoli prestazioni di un lievito madre, e loro hanno verificato che la nostra è acqua Dolomia, è un'acqua che si presta particolarmente proprio a migliorare le caratteristiche, poi quello che dà in più un lievito madre rispetto a un qualsiasi altro tipo di lievito. E quindi questo è un ragionamento che a noi interessa pure molto, perché la caratteristica alcalina della nostra acqua, la ricchezza di ossigeno, evidentemente diventa una sorta, passatemi in termini, propulsore del funzionamento del lievito madre, e quindi si è visto che l'abbinamento funziona benissimo, no? Quindi benissimo sia per il mondo della pasticceria, per il mondo della pizza e poi per i panificatori in genere, che sono anche questi molto interessati appunto all'utilizzo del lievito madre. Parliamo di grandi esperti, ma parliamo anche di portare acqua Dolomia sulle tavole, nelle ricette anche di tutti gli appassionati di cucina, nelle loro case, anche grazie agli insegnamenti dei maestri, dicevamo, dell'Accademia dei maestri del lievito madre panettone italiano, e quindi utilizzare acqua Dolomia anche nella quotidianità, oltre ad accompagnare la nostra giornata, anche direttamente nelle nostre ricette, come abbiamo già raccontato anche nelle scorse puntate. Sì, esattamente, non è che poi per utilizzare acqua Dolomia per migliorare, diciamo, quello che poi si confeziona in casa bisogna necessariamente far parte dell'Accademia, ma qualsiasi di noi, diciamo, può benissimo in proprio, come dire, no, cimentarsi poi così cucinarsi la pizza, no, prepararsi l'impasto, oppure anche per preparare il pane o qualcosa di questo genere, e in questo senso l'acqua Dolomia è sicuramente un ingrediente che aiuta e migliora, come già spiegavo, le caratteristiche della lievitazione del prodotto. E invece parliamo anche di quotidianità, perché acqua Dolomia, come dicevamo, accompagna le nostre giornate anche qui nella sede di Radio.0, naturalmente in tutto il Friuli Venezia Giulia, e non solo, e anche grazie alle sue ottime caratteristiche. Sì, sicuramente sì, noi cerchiamo chiaramente di migliorare sempre un po' la conoscenza del prodotto acqua, in questo senso siamo anche impegnati fortemente, direi anche nel mondo dei social, di tutto quello che riguarda poi la comunicazione anche nelle forme più moderne, direi, no? Proprio per far sì che ci sia una conoscenza e una comprensione poi dell'importanza dell'acqua, delle caratteristiche dell'acqua, che al di là poi del consumo del nostro prodotto specifico, per noi sono, come dire, un obbligo, quasi una mission aziendale, cioè migliorare poi l'informazione in questo senso, che poi contribuisce a migliorare la nostra vita quotidiana e quindi il livello di salubrità poi del nostro vivere quotidiano. E ci piace raccontare le buone caratteristiche di acqua Dolomia anche qui su Radio.0, insieme anche a tutte le immagini che arrivano dal mondo insieme ad acqua Dolomia, disponibili, dicevamo, sui vostri social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, tantissime anche le immagini che non solo ci rimandano anche alla mente, parlando direttamente ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in radio, del Parco delle Dolomiti Friulane. Sono tantissime le belle immagini che ci rimandano a questa cornice in cui acqua Dolomia nasce, proprio prende il via il suo percorso, e quindi direi di lasciarci così, dottor Zaina, con una bella immagine del Parco delle Dolomiti Friulane di questi giorni, come vediamo anche qua nella diretta video sui nostri social, e quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a condividere le loro immagini con acqua Dolomia, come la utilizzano nella loro quotidianità, sempre con l'hashtag MyDolomia su tutti i social. Direi che non c'è niente di meglio proprio di una bella immagine innevata delle Dolomiti Friulane, proprio per asserenarci e per darci proprio il senso di quello che può essere salutistico e benessere del nostro vivere quotidiano. Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie al dottor Gilberto Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana, l'azienda che imbottiglia acqua Dolomia. Ci risentiremo naturalmente la prossima settimana per continuare anche qui a Radio Chef a scoprire tutti gli aggiornamenti e le buone caratteristiche di acqua Dolomia. Intanto un buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi, arrivederci. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Maria, hai sentito? L'azienda bioagricola Santa Teresa Natural Life fa una bella promozione sull'olio di oliva biologico. Oh, e che promozione! Pensa, 2 lattine da 5 litri di olio. Con i nostri 2000 alveari posti nei migliori areali del Friuli, produciamo tanti tipi di miele. Accanto ai tradizionali acacia, ciliegio, acero, abbiamo aggiunto le ultime 4 novità. Miele con zenzero, con spirulina,
con cannella e con curcuma. I mieli Comaro si trovano nei principali punti vendita alimentari, sul sito comaro.it, nel nostro negozio a Cassacco, in Viale della Stazione, a soli 10 minuti dal casello di Udine Nord, dove troverete ottime idee per i vostri regali. Quest'anno a Natale regalate dolcezza, regalate i mieli Comaro. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. sempre tante offerte, Bosco, sempre. sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Santa Teresa Natural Life. Dalla nostra terra alla vostra tavola. Dalla Puglia e dal Salento, il meglio dei prodotti alimentari. Olio, pasta, passata di pomodoro, carciofi, legumi, marmellate, vino negro amaro, primitivo del Salento e ancora tanti altri prodotti. Santa Teresa Natural Life. Zero. Bentornati nel nostro Radio Chef. Allora, siamo pronti per stuzzicare la vostra golosità tra poco, perché andiamo in un posto di quelli a cui è difficile resistere. Prima però, Maria, ricordiamo dove ti trovi oggi in diretta e anche di che cosa si può approfittare in questo momento al Centro Commerciale Torri d'Europa. Eh sì, Barbara, siamo qui al terzo piano del Centro Commerciale Torri d'Europa, davanti proprio all'Info Point, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. C'è adesso Marina che ci sta facendo compagnia, che sta rispondendo insomma a tutti i clienti che vengono a richiedere servizi, a richiedere le gift card oppure a fare semplicemente anche delle domande, perché il Centro Commerciale Torri d'Europa è sempre pronto a tutto. Vi ricordo che poi i negozi sono aperti dal lunedì al venerdì, tutti i negozi del centro commerciale, invece sabato e domenica, seguendo naturalmente le normative in corso, sono aperti l'ipermercato, la farmacia, il DM, la parafarmacia, Svapo Web, la libreria, l'edicola e i parrucchieri. La ristorazione poi è attiva a pranzo come seguendo le normative del DPCM e la conchiusura sempre alle ore 18 e poi si può invece telefonare ad ogni ristorante, ad ogni servizio presente qui al Centro Commerciale Torri d'Europa per richiedere anche il servizio da sport. Tra pochissimo vi racconteremo poi anche di un nuovo servizio del Centro Commerciale Torri d'Europa che tu, Barbara, insieme a Igor conoscerete sicuramente benissimo. Stiamo parlando, intanto ve lo anticipo, dell'autolavaggio, ma poi andremo ad approfondire anche quest'area del centro commerciale. Benissimo Maria, ti ringrazio e allora per noi è tempo invece di tornare a Trieste, questa volta nel centro della città e precisamente in piazza Goldoni numero 8, dove si trova la Bottega del Crudo che con competenza e cortesia vi saprà consigliare i prosciutti crudi di alta qualità. E a raccontarci un po' di che cosa si tratta abbiamo con noi oggi Alexia. Allora, benvenuta innanzitutto. Buongiorno a tutti. È un piacere. Allora, volevo raccontarvi un po' di questa idea partita dal mio titolare, l'imprenditore Damiano Gravina, ho già conosciuto in questo settore, praticamente anche con il botteghino di Damian, l'ho smessa alle Botti di Lonzera. Questa è stata appunto una sua idea di unire la parte della salumeria
con la parte dei vini. Per chi lo volesse può approfondire praticamente questo discorso abbinando queste due cose insieme. Abbiamo 40 tipi di formaggi, anche delle mozzarelle campane, formaggi di capra più particolari, dei 5 crudi di Osvaldo, 5 crudi, tipi di crudo, tra il crudo di Osvaldo, il Matanega, Chiamano, la macchina, e poi appunto abbiamo queste cantina vini con 70 etichette di vini diversi tra bianchi e rossi, tanto per citarne alcuni sia regionali che del nostro territorio. Possiamo parlare della Celluga, del Primogix, delle Betulle, del Viralussic, delle Vic. Per il nostro territorio dello Stancine, del Zidari invece. Poi per le bollicine abbiamo degli prosecchi molto buoni di Treviso, poi diciamo andando su di livello, Fretta Corta, il Cave del Bosco, il Bella Vista. Quindi abbiamo pensato di creare questa cosa un po' particolare, diversa dalle solite, insomma. Questo qua è quanto, poi abbiamo il banco delle cose insomma più da buffet, più veloci. Questo qua insomma è tutto. Ma Alexia, se dovessimo chiederti per questa settimana un suggerimento tra i prosciutti, i salumi, un abbinamento con il vino, cosa ci suggeriresti? Cosa suggeriresti di provare? Ma guardi, noi abbiamo appunto questo crudo di Osvaldo che è molto ricercato, si potrebbe provare questo con un buon bicchiere di rosso, sicuramente non si sbaglia, ecco. Direi proprio di no. Sì. Dai, vi aspettiamo qua e... Ricordiamo Esatto, sì? Ricordo che la bottega del crudo si trova in piazza Goldoni 8 all'angolo di via Gallina, insomma un'emozione di sapori. Esatto, dai. Avete visto anche insomma il locale molto accogliente, raffinato, vi aspettiamo. Grazie Alexia e grazie ovviamente alla bottega del crudo, grazie. Grazie a voi, grazie tante. Andate a visitarli perché veramente insomma ci stuzzica, ma anche perché torneranno poi con noi anche nei prossimi appuntamenti di Radio Chef e avremo certamente degli interessanti consigli da raccontarvi. Prima di invece parlare di quello che significa formazione proprio nell'ambito del servizio appunto di somministrazione di alimenti e bevande, e ne parleremo con Confesercenti Udine, parleremo soprattutto dei nuovi corsi di formazione che sono tutti online. Facciamo una pausa che direi magari si può abbinare con il percorso che abbiamo fatto finora. Parliamo ancora di birra artigianale con Birra Campagnolo. Anche questa settimana siamo andati a trovare Birra Campagnolo, abbiamo scoperto insomma altre curiosità sul mondo della birra artigianale, quindi insomma io direi una battuta veloce con Maria dal centro commerciale Torri d'Europa, poi andiamo a sentire Birra Campagnolo, parleremo poi dei corsi di formazione, ma poi abbiamo ancora tanti ingredienti nel nostro pentolone perché torneremo a parlare di food blogging e vi racconteremo la storia di chi ha saputo fare di questo piano piano anche un mestiere e poi condividere quello che era scritto sul web anche sulle vie tradizionali, quindi su un libro. Con noi ci sarà una nostra partecipante delle prime edizioni, Chiara Serenati. Poi non mancherà l'appuntamento con la montagna, andremo a Camporosso e infine ci saranno le ricette di Giorgia e ancora ovviamente tante curiosità. Intanto Maria, ricordiamo tutte le novità del periodo del centro commerciale Torri d'Europa, ma soprattutto c'è tempo ancora questi 2 giorni per approfittare e per acquistare la vostra gift card. Sì, grazie Barbara. La gift card, ricordiamo, è un servizio che è attivo tutto l'anno, ma che in particolare in questi prossimi giorni, questa settimana, queste ultime giornate del mese di febbraio, avrete in omaggio la shopper firmata Torri d'Europa e la mascherina. Ve la mostro intanto la mascherina bellissima che trovate anche indossata da tutto lo staff del centro Europa, e poi abbiamo anche la bellissima shopper per il vostro shopping, quindi perfetta anche per essere utilizzata tutti i giorni per il vostro shopping, per la spesa, insomma, o per venire qui direttamente al centro commerciale
Torri d'Europa. I negozi, vi ricordo, sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e poi vi ho raccontato quelli insomma aperti durante il fine settimana, di cui approfittare. E intanto io sono molto curiosa, dopo aver parlato di prosciutto, di andare a parlare anche di birra artigianale, Barbara. Benissimo, e allora andiamo a sentire cosa ci ha raccontato questa settimana Martina di Birra Campagnolo, ma rimanete con noi perché tra poco parleremo proprio dei corsi di formazione online con Confesercenti Udine. Ben ritrovati cari amici nello spaccio di Birra Campagnolo. Abbiamo iniziato tra l'altro con la ripresa di quella che è un'antica macchina da cucire, e questo perché oggi vogliamo proprio raccontarvi la storia di Birra Campagnolo, che è la storia artigianale di una famiglia che non riguarda solo la birra, ma insomma ha un bel percorso qui ovviamente nella città di Trieste, che però tocca anche tutte le mete più appassionanti che riguardano il mondo della birra europea e non solo. Allora Martina, raccontaci un po' com'è nata l'idea di produrre birra artigianale qui nella famiglia Campagnolo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, diciamo che l'idea di produrre birra è nata nel 2006-2007. Nel 2007 abbiamo cominciato proprio a produrre. L'idea è venuta nel 2006 durante un viaggio in Danimarca, che è stato ispirazionale perché appunto abbiamo visitato il birrificio Carlsberg, e quindi ci è venuta un po' questa idea di provare anche noi ad avere un birrificio qui in una realtà sicuramente diversa, ma non troppo, perché in fondo siamo a Trieste. Quindi allora, abbiamo cominciato piano piano, ma ci siamo messi subito all'opera. Quella volta io ero piccolina ancora, l'idea è stata di mio padre e di mio zio. Diciamo che sì, ci siamo improvvisati birrai, però l'improvvisazione arriva fino ad un certo punto, perché in realtà noi siamo artigiani da già moltissimi anni. Diciamo che fin dove ci ricordiamo noi siamo sempre stati artigiani. Già il mio bisnonno era falegname, qui abbiamo anche qualche attrezzo suo, e quella che invece avete visto all'inizio del video è una macchina da cucire della mia bisnonna, che era una sarta invece. E la tradizione continua poi con mio nonno e mia nonna, anche loro artigiani. Mia nonna è addirittura un'artista, perché ha creato un po' tutte le decorazioni di questo spaccio e fa un sacco di quadri, è attivissima. E poi la tradizione continua appunto con mio padre e mio zio, che appunto hanno scelto di aprire questa attività Birra Campagnolo, e cerchiamo di portarla avanti noi giovani, io e i miei cugini, cercando di portare avanti appunto anche qualche tradizione, non soltanto dal punto di vista della birra, ma anche qualcosa di artigianale, come per esempio la lavorazione della ceramica, che abbiamo scelto di intraprendere insomma questo viaggio già l'anno scorso, producendo boccali artigianali in ceramica, appunto dipinti a mano, realizzati a mano interamente. E infatti, tra l'altro, avevamo anche raccontato per San Valentino la possibilità di farsi preparare proprio un boccale personalizzato. Ovviamente lo si può fare ancora con un certo preavviso, però perché no, se siete degli appassionati della birra e volete fare un regalo davvero originale, questa è un'occasione unica. Sì, esattamente. Allora, il tempo a disposizione deve essere insomma adeguato, nel senso mi dovete avvisare per tempo. Il San Valentino era un po' un trampolino di lancio per provare un po' a capire anche che cosa vi piace di più. Abbiamo deciso di insomma attivarci ancora di più nella produzione di boccali, di farveli vedere pronti già sul nostro sito, e per voi potrete scegliere insomma il boccale che più vi piace, e potrete personalizzarlo con le iniziali o con il nome insomma vostro o della persona a cui volete regalarlo, per esempio. Beh, questa è una bellissima opportunità, oltre che a venire a conoscere insomma Birra Campagnolo. Qui nello spaccio potrete vedere un po' tutto quello che vi abbiamo raccontato, e per seguire sempre Birra Campagnolo ci sono naturalmente anche tutti i social, il profilo Instagram, c'è il sito, potete seguirli su Facebook. Sì, esattamente, ci trovate su Instagram, dove pubblichiamo un po' di ceramica e un po' di birra in alternanza, e poi anche su Facebook la stessa cosa. Sul sito invece trovate sia le birre, tutte le tipologie spiegate, e anche insomma il catalogo dei boccali delle nostre creazioni. Vi ricordo che tra l'altro sul nostro Instagram potete trovare anche tutti i processi di produzione che ho già spiegato qualche puntata fa, e che potete rivederli insomma nel caso in cui voleste soddisfare qualche curiosità, o se no venite a trovarci, vi spiegheremo tutto. Ricordiamo anche dove esattamente vi possono venire a trovare, Martina, e gli orari.
Sì, allora ci trovate dalle 8 alle 17, orario continuato dal lunedì al venerdì, in strada delle Saline 30 a Muggia, sede Confartigianato, e c'è anche il nostro Beer Garden. Speriamo che la stagione sia bella e propizia e che quindi possiate venire a gustare birra artigianale. Grazie Martina, buon lavoro, un saluto da Birra Campagnolo. Grazie ovviamente a Martina, Birra Campagnolo. Insomma, io e Maria un po' di qua, un po' di là, ce ne andiamo in giro a scoprire i gusti e sapori della nostra regione. Maria sempre in collegamento dal centro commerciale Torri d'Orapa, un'indicazione da parte tua, perché poi invece parliamo dei corsi di Confesercenti Udine. Allora Maria. Sì, siamo sempre qui in diretta dal centro commerciale Torri d'Europa, ci stanno girando intorno veramente tantissime persone, tra l'Infopoint qui alle mie spalle, la gente che scende per andare a vedere i negozi chiedendo informazioni o anche andando a fare la spesa perché e quindi per preparare anche un piatto veloce, magari anche quello che vi abbiamo presentato qui a Radio Chef, un bel frico per festeggiare questo ultimo giovedì di febbraio e naturalmente anche per accompagnare le vostre giornate, perfetto. E invece vedo anche che la foto dell'autolavaggio che si trova nel parcheggio del centro commerciale Torri d'Europa al livello -1, al livello basso, è aperto in questi giorni, in particolare in questo fine settimana, con un'offerta speciale. Infatti se chiamerete al numero 392 9316 860 prenotando il servizio di lavaggio della vostra auto, chiamando questo sabato e domenica, dicevamo, avrete il lavaggio esterno gratuito, quindi una offerta veramente imperdibile per questo fine settimana. Vi ricordo che l'autolavaggio del centro commerciale Torri d'Europa è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 15, la domenica solo su prenotazione e naturalmente anche tutti gli altri giorni dovete prenotarvi, vi dicevo, al numero indicato, ma trovate tutte le maggiori informazioni anche sui social, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Autolavaggio alle Torri e sul sito naturalmente del centro commerciale Torri d'Europa per prenotare anche voi il vostro servizio di lavaggio dell'auto. Grazie Maria, allora per queste indicazioni. È tempo di parlare di formazione, ricordiamo che questo è un aspetto sempre importantissimo per un futuro lavorativo, ma anche per tutte le aziende sul territorio, per restare sempre concorrenziali, ma non solo, ovviamente ci sono anche moltissimi percorsi obbligatori per legge. Per orientarci all'interno appunto di questi percorsi ci aiuta il CAT Udine Confesercenti, struttura abilitata anche dalla regione Friuli Venezia Giulia per erogare tutta la formazione obbligatoria per le aziende. Ne parliamo con il direttore provinciale Confesercenti Udine, che è in collegamento con noi, Giorgia Alfarè. Giorgia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È un piacere averti qui con noi proprio per parlare dei corsi appunto che in questo momento stanno andando per la maggiore, tra quelli ovviamente obbligatori per legge e quelli invece che possono aiutarci a diventare anche più accattivanti e concorrenziali sul mercato. Beh, sicuramente uno dei corsi che va per la maggiore è il corso SAB, che è proprio quello di somministrazione di alimenti e bevande. È un corso appunto di 90 ore e proprio in questo periodo lo stiamo per iniziare, perché inizierà a marzo, e chi si vuole ridisegnare un'attività, magari vuole aprire un ristorante oppure un negozio alimentare o una gelateria, deve appunto avere il requisito professionale. È vero, questo è importante. Sì, è un altro corso invece molto importante che stiamo facendo proprio in questo periodo, è il corso per agenti immobiliari. E un altro corso ancora è il corso per agenti di commercio. Sono tutti appunto corsi che servono per crearsi una nuova professione, per chi ha idea di ridisegnarsi una nuova attività. Esatto, e corsi anche questi proprio per agenti immobiliari, agenti di commercio, ci fornisce anche tutte le strumentazioni e le abilità necessarie proprio per lavorare nel mercato anche in un momento come questo. Oltretutto ricordiamo, Giorgia, che tutti i corsi sono online. Vuoi ancora dare le indicazioni su come si può fare per potersi iscrivere e informarsi sui corsi e i loro contenuti? Certo, allora si può
visitare il nostro sito che è www.confesercentiudine.it, oppure potete contattare lo 0432 48 12 53, oppure mandare un'email a info@confesercentiudine.it. Abbiamo parlato dei corsi che stanno per iniziare, che vanno per la maggiore in questo periodo. Ci sono anche, Giorgia, delle novità sul nostro territorio. Quali sono? Beh, sicuramente la novità ultimissima è la collaborazione che abbiamo incominciato con la Federagit, che è l'associazione delle guide turistiche. Molto molto importante, perché con loro abbiamo in mente veramente delle belle occasioni che andremo a sviluppare più avanti. Per il momento le stiamo formando, ovvero gli diamo la possibilità di fare intanto il corso di primo soccorso e poi diamo un corso come primo approccio al Covid, per creare un bollino di qualità, quindi dare ancora più valore in questo momento alle guide turistiche, che è sicuramente una delle attività più sofferte. Verissimo, grazie insomma a questo bollino immagino che ci sia anche la possibilità poi per gli utenti o per chi usufruirà di queste guide anche di sapere chi ci ha investito, no? Sulla sicurezza. Infatti, visto che le guide sicuramente devono gestire dei gruppi di persone numerose, sicuramente c'è da seguire un protocollo. Esattamente, in questo periodo anche di così un po' di incertezza, diciamo, di certo la formazione può essere sempre un buon investimento, Giorgia. Forse investire su questo, dedicarsi a questo aspetto, ora che magari abbiamo un po' più tempo, in particolare per le aziende del commercio e del turismo, può essere un passo in più che ci farà partire con il piede giusto. Esatto. Infatti questo è il nostro intento, proprio di utilizzare questo periodo per formarsi e per poi essere pronti a ripartire. Giorgia, vogliamo ricordare allora a tutte le aziende che volessero avere maggiori informazioni, sia per i corsi, insomma, per queste novità di cui abbiamo parlato, ma anche i corsi da fare magari al proprio personale, tutti i contatti, insomma, per rivolgersi a voi e anche come rimanere sempre aggiornati. Certo, allora potete mandare un'email a info@confesercentiudine.it oppure contattarci allo 0432 48 12 53. Benissimo, noi naturalmente ringraziamo Confesercentiudine che spesso insomma sentiamo anche le nostre dirette, ci siamo anche sentiti spesso durante il periodo più difficile, quello del lockdown, proprio perché Confesercenti non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanza, insomma, a ovviamente le aziende del territorio. Infatti adesso stiamo anche riabbracciando le nostre care osterie e quindi ricominceremo con Friuli Doc in osteria, con San Martino in osteria e poi Carnevale in osteria. Ci è piaciuto questo sguardo al futuro che sapeva tanto di serenità. Grazie a Giorgia Alfarè, direttore provinciale Confesercenti Udine, e grazie anche per essere sempre con noi ad aggiornare gli ascoltatori e le aziende che fanno di voi un punto di riferimento, e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Insomma, Radio Chef è sempre un contenitore ricco, perché come sapete bene, quando si parla di cucina non si parla soltanto di ricette, ma si parla delle radici di un territorio, perché molto spesso attraverso quelle che sono ricette di un territorio si nascondono i passaggi della storia, le vicissitudini di un popolo, gli intrecci di confine, ma anche di quello che significa lavorare con la cucina in questo momento storico, quindi una vicinanza alle aziende della ristorazione, alle aziende del settore accoglienza e di tutto quello che è il settore turistico, che comunque insomma sono sempre state nei nostri pensieri e comunque sono sempre qui con noi in Radio Chef. La comunicazione è certamente un aspetto importante anche in momenti come questi, proprio per poter ripartire con il piede giusto. Noi tra poco invece ce ne andiamo nella bellissima cornice, tra virgolette, di Sutro, dove troviamo sempre la nostra Chiara Selenati, che anche oggi sarà qui con noi per parlarci del suo nuovo libro.
per parlarci anche del suo progetto di food blogging che va sempre a gonfie vele. La troveremo con noi tra pochissimo, perché ora andremo presto in pubblicità, ma prima insomma un piccolo collegamento con Maria dal centro commerciale Torri d'Europa. Maria, da lì ricordiamo anche che noi stiamo raccogliendo le ricette per questa 13ª edizione, dunque di inviarci le vostre migliori ricette e Maria, ricordiamo anche tutti i canali per farlo, compreso WhatsApp. Assolutamente, Barbara. Intanto sulla nostra diretta stiamo vedendo, nella diretta video naturalmente su Facebook e YouTube, le immagini proprio che sono state realizzate al centro commerciale Torri d'Europa durante gli ultimi show cooking che abbiamo fatto proprio qui nei vari piani. Li abbiamo vissuti tutti del centro commerciale Torri d'Europa, dei bellissimi appuntamenti che ricordiamo veramente con grande piacere, con grande calore. E intanto parlavamo di ricette, hai ricordato bene, perché si è aperta con la puntata di oggi la 13ª edizione, come sapete, e quindi stiamo cercando anche le migliori ricette per questa nuova edizione da raccontarvi per accompagnare tutte le vostre giornate, la vostra quotidianità sempre con gusto. Quindi vi invito a scriverci alla mail radiochef@radio.0.it, al nostro numero WhatsApp 338 611 6060 e naturalmente anche sui nostri social, quindi sulla pagina Instagram Radio.0, ma anche radio_chef, poi sulla nostra pagina Facebook Radio.0 Tre Venezie e anche sulla nostra pagina Twitter, perché no, Radio.0 ci trovate anche lì, oppure anche direttamente nei commenti su YouTube. Certo, ripeto un attimo, nei commenti su YouTube e su Facebook era saltato giusto un attimino il collegamento. Grazie Maria. Eccoci. Per noi è tempo anche di fare una piccola pausa, nel senso di ascoltare gli acquisti e gli consigli che vi vogliamo dare per i vostri acquisti, ma non solo, e torneremo tra pochissimo proprio per scoprire il nuovo libro di Chiara Selenati. A tra poco. Preparate i mestoli e le... Noi di Comaro, da 150 anni, siamo un punto di riferimento per l'apicoltura nazionale. Con i nostri 2000 alveari posti nei migliori areali del Friuli, produciamo tanti tipi di miele. Accanto ai tradizionali acacia, ciliegio, acero, abbiamo aggiunto le ultime 4 novità. Miele con zenzero, con spirulina, con cannella e con curcuma. I mieli Comaro si trovano nei principali punti vendita alimentari, sul sito comaro.it, nel nostro negozio a Cassacco, in Viale della Stazione, a soli 10 minuti dal casello di Udine Nord, dove troverete ottime idee per i vostri regali. Quest'anno a Natale regalate dolcezza, regalate i mieli Comaro. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. Sempre tante offerte. Bosco, sempre. Sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Santa Teresa Natural Life. Dalla nostra terra alla vostra tavola. Dalla Puglia e dal Salento, il meglio dei prodotti alimentari. Olio, pasta, passata di pomodoro, carciofi, legumi, marmellate, vino negro amaro, primitivo del Salento e ancora tanti altri prodotti. Santa Teresa Natural Life. Tutto biologico, tutto naturale, tutto artigianale. Direttamente a casa vostra. Contattateci al 335 74 82 206 o info@bioagricola-santateresa.it. Sono fissata con la linea e vorrei un'acqua che mi faccia sentire leggera. Per te, Acqua Dolomia. Il più basso contenuto di sodio favorisce l'equilibrio dell'organismo e aiuta... la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0.
Eccoci qua con i nostri segreti della cucina qui su Radio.0, mentre insomma attendiamo di collegarci tra poco con Chiara Selenati. Vi ricordo che poi ovviamente andremo anche in montagna con la nostra benvenuta, saremo a Camporosso con David. Prima però la nostra nutrizionista Claudia Casarsa ci svelerà un po' di trucchetti per smascherare le fake news, o meglio semplicemente dei consigli per orientarci, no? Perché ci sono poi dei piccoli e semplici criteri proprio per capire come insomma riuscire a distinguere quelle che sono le fonti corrette di una news e quelle che invece possono essere fonti non attendibili e non sempre attendibile. È giusto, Claudia? È giusto, sì, perché poi ecco appunto non dobbiamo iniziare ad avere paura veramente del cibo, come ha testimoniato anche la blogger prima, cioè non dobbiamo disperdere quello che era veramente il nostro patrimonio enogastronomico, perché poi queste bufale in crescendo ci hanno un pochino portato proprio a perdere di vista anche la nostra storia, e quindi insomma cerchiamo di riprendere in mano il giusto equilibrio. Benissimo Claudia, tra poco ne parleremo nel dettaglio. Intanto diamo il ben ritrovata alla nostra Chiara Selenati, che è stata anche una delle nostre ascoltatrici, protagonista anche dei nostri show cook. Insomma, Chiara, lunga conoscenza ormai. Ben ritrovata, è un piacere di sentirti. Ciao, piacere mio. Tra l'altro ne hai fatta insomma di strada, devo dire, anche già dalle prime volte. Ovviamente le premesse erano ottime perché le tue ricette sono belle e anche molto ricercate. Grazie Barbara. Sì, sono tanti anni che ho partecipato a Radio Chef e da quella volta ho già pubblicato 2 libri di cucina. Era il mio sogno nel cassetto e sono strafelice di averlo realizzato. Insomma, dal web al libro scritto, un bel passaggio direi, e anche ricco il tuo percorso, che sei partita proprio da lì, no? Racconta brevemente insomma la tua storia, che già insomma ci hai raccontato qui a Radio Chef, ma devo dire che poi hai saputo proprio sfruttare alla grande anche queste tue conoscenze, ma anche l'abilità proprio di cogliere quelli che sono gli aspetti più importanti del web, curare le ricette, la sinergia con i tuoi follower e anche le immagini, le foto delle tue ricette sono veramente molto belle. Grazie. Sì, ho iniziato nel 2007 quando vivevo ancora in Francia e siccome cercavo sempre ricette anch'io sui blog di altre persone, ho deciso un giorno di aprire il mio. Però se andiamo a vedere le prime foto che facevo non hanno niente a che fare con quelle di adesso. Infatti in tutti questi anni c'è stato un percorso anche personale, sono cresciuta tanto e diciamo che cerco di prestare attenzione a come presento i miei piatti. E nel 2010 sono rientrata in Italia con la mia famiglia e se prima il blog era in francese sulla piattaforma francese, ho deciso di trasferire tutto su una piattaforma italiana e di dedicarmi solo alle ricette in italiano. Diciamo che principalmente mi dedico più alla pasticceria perché è quello che mi piace fare di più, la decorazione dei dolci e presentarli in maniera più fotogenica possibile, diciamo. E quindi il primo libro che è uscito è appunto dedicato alla pasticceria francese, che è questo, la mia pasticceria francese, dove propongo ricette per tutti i giorni, ma anche ricette un po' più ricercate per le occasioni speciali, ricette tradizionali che conoscono tutti, ma anche delle rivisitazioni personali, sempre mantenendo gli ingredienti principali di quella ricetta, ecco. Ricordiamo che tu hai passato un bel periodo in Francia, vero Sì, Chiara? ho È per vissuto questo 7 insomma che hai anni, pubblicato la mia esatto. pasticceria. Infatti. È per questo che c'è tutta questa preparazione anche. Poi bella, penso, questa commissione tra quello che hai imparato in Francia e quelle che invece sono le tradizioni dei nostri luoghi. Esatto, diciamo per rendere omaggio alla Carnia, alla mia terra, ho colto l'occasione per il secondo libro, che è Menù per due,
sempre edito da Tecniche Nuove, ho dedicato un menù alla montagna, quindi con i piatti tradizionali della Carnia come i tiarchons, la polenta e frico e la pitte, che è la torta di mele. Quindi ho colto subito questa occasione per rendere omaggio proprio alle mie origini, e poi nel libro insomma ci sono delle ricette per 2 persone, ma ricette un po' più semplici, anche per avvicinare le persone che non sono molto appassionate alla cucina, per avvicinarle a questo meraviglioso mondo e dar loro delle idee originali, sfiziose, ma allo stesso tempo facilmente realizzabili e con ingredienti facilmente reperibili. Bellissima questa idea delle ricette per 2, no? Come dici tu anche nella spiegazione, può essere una coppia di innamorati, ma può essere una coppia di fratelli, può essere una coppia di amici, e poi ovviamente anche una bellissima opportunità per i più giovani anche di approcciarsi alla cucina con un po' di competenze in più. Esatto, io nell'introduzione dico che è il libro che avrei voluto avere io quando sono partita da casa e sono andata a vivere con mio marito. Ecco, alcuni spunti, un piccolo ricettario da avere sempre nel cassetto della cucina per provare qualcosa di nuovo ogni giorno. Ci vuoi fare un esempio di una ricetta che c'è in questo libro? Allora, ti faccio vedere la ricetta che è la preferita dei miei bambini, dove c'è questa, vediamo se riesco, che è la gramigna risottata col prosciutto. Praticamente invece di cuocere la pasta nel modo classico che conosciamo, viene cotta come un risotto, quindi viene tostata all'inizio e poi mano a mano si aggiunge il brodo, in 10 minuti è pronta, però questa modalità la rende molto gustosa. Poi è servita col formaggio e il prosciutto, quindi una cosa molto semplice e molto apprezzata anche dai bambini. Bello, una bellissima idea. Ricordiamo allora, Chiara, dove si trovano questi tuoi libri, ma anche tutti i canali per seguirti. Allora, i libri si trovano in tutte le librerie e anche online, sono disponibili inoltre in formato PDF e EPUB, e poi io sono sia su Instagram che su Facebook con il blog Dazzamore e ovviamente il mio blog che è sempre www.blogdazzamore.it. Benissimo, Chiara, ti ringraziamo per essere stata con noi anche oggi, grazie per le tue idee, ovviamente ti aspettiamo anche per tutte le tue prossime sfide. Grazie mille Barbara, spero di rivederti presto. Certo, e soprattutto di rivederci dal vivo, magari vivo, perché esatto. no, nel bellissimo Borgo di Sutrio. Grazie ancora. per essere stata con noi. Ciao. Ciao. Grazie a Chiara Selenati. Noi invece tra poco andiamo anche in montagna perché so che è già collegata la nostra benvenuta, quindi sentiremo che cosa ci racconta. Prima però facciamo un saltino dai monti al mare, perché a Trieste, al centro commerciale Torri d'Europa, c'è Maria. Maria, abbiamo fatto un po' un elenco di tutte le novità che si trovano al centro commerciale Torri d'Europa. Ovviamente ricordiamo che da lunedì a venerdì sono aperti tutti i negozi e anche che il centro commerciale Torri d'Europa è il posto ideale per fare shopping in sicurezza. Ecco Maria, ci senti? Grazie della linea. Sì, eccola. Ecco, grazie della linea Barbara. Sempre dal centro commerciale Torri d'Europa le novità veramente sono tantissime. Stiamo vedendo adesso nella diretta video l'Ipercoop, le cooperative, che vi ricordo che più o meno dalla seconda settimana di marzo, poi naturalmente continueremo ad aggiornarvi sulla data precisa, partirà con un'operazione a premi, quindi per ogni acquisto effettuato all'interno della cooperativa avrete un buono da spendere nei negozi del centro commerciale, quindi una possibilità anche di fare la vostra spesa e avere direttamente anche un ritorno per il vostro shopping all'interno dei negozi, tantissimi qui al centro commerciale Torri d'Europa. Vi ricordo ancora il servizio dell'autolavaggio, che è una novità anche del centro commerciale Torri d'Europa, quindi prenotando il vostro lavaggio dell'auto nella giornata di sabato e domenica, quindi chiamando il numero 392 9316 860 questo sabato, questa domenica fino alle 23:59, ci è stato sottolineato di domenica, avrete direttamente un lavaggio esterno gratuito, quindi prenotando in questi 2 giorni avrete anche in omaggio un lavaggio esterno. Per questo nuovo servizio
veramente molto interessante, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 15 con servizio di prenotazione al numero oppure anche direttamente con un messaggio su WhatsApp, quindi veramente facile da raggiungere. Benissimo, grazie allora a Maria. È tempo quindi di spostarci tra poco a Camporosso. Claudia, prima facciamo due parole con te. Hai sentito un po' di queste ricette anche per due. Bella l'idea di fornire delle ricette anche e soprattutto ai più giovani, in modo da poter dargli delle opportunità per imparare intanto come destreggiarsi in cucina, ma sapersi destreggiare anche con poco, perché poi in realtà non ci vuole neanche troppo tempo. Significa anche ricorrere di meno a quello che si chiama il junk food. Sì, poi basta poco, veramente ci sono ricette facili, veloci, come ci sono stati ricordati da entrambe le blogger, e quindi assolutamente sì, dobbiamo un pochino riprendere, forse a cucinare un pochino di più. Ecco, un po' quello che era successo durante il primo lockdown, che forse aveva riportato tutti un po' in cucina, e quindi ci aveva fatto un po' così ritornare ai vecchi sapori, alla cosiddetta torta della nonna, e quindi ritorniamo e riprendiamo sempre il discorso che poi, ecco, anche per sfatare alcuni miti, che poi comunque quando tutto viene ben bilanciato e ben equilibrato, insomma, fa parte del buon e sano mangiare. Se siamo certamente degli adulti sani e così, insomma, non dobbiamo avere sicuramente paura del cibo. Purtroppo, se vogliamo anche riprendere un pochino il discorso così di tutto questo caos mediatico che si crea, può creare anche della confusione, troppa pubblicità che effettivamente porta anche i giovani magari così a cercare modelli e stili alimentari che non fanno proprio parte della nostra cultura. Quindi magari riprendere così il gusto anche di spadellare fa assolutamente bene. Poi è vero, diventa anche un creare, perché poi la cucina è un'arte, la cucina effettivamente è un laboratorio, quindi c'è passione, come ci avevano ricordato tutti i nostri chef, è vero, l'ingrediente segreto è sempre quel pizzico di passione. Grazie Claudia, grazie per aver sottolineato anche questo aspetto importante. E noi andiamo in montagna, laddove insomma si può godere della bellezza della natura, ma anche gustare ottimi piatti e scoprire anche tante novità, perché la nostra benvenuta di Davita Camporosso è sempre piena di risorse. Se non sbaglio si trova in un luogo dove, quando io la vedo lì, sono felice perché so che mi darà dei consigli fantastici. È in enoteca, vero? Benvenuta. Vediamo, aspetta, non ti sentiamo, proveremo a richiamarla perché ci è saltata la linea. Benvenuta. E quindi prova a parlare. Benvenuta, parlaci. Sentiamo? Meglio così? Mi ti sentiamo benissimo, molto bene, vai pure. Sono in enoteca, di solito è difficile trovarmi qua perché in questo ultimo periodo sto girando avanti e indietro e l'enoteca purtroppo è il posto dove in realtà mi trovo meglio, ma non ci posso stare. Abbiamo tante novità, anche perché adesso veramente in questi giorni è iniziata la primavera e quindi anche da noi, nonostante ci sia la neve, c'è quest'aria veramente frizzante, bella, che ti fa venire voglia di programmare, progettare, quindi stiamo ripensando alla prossima stagione, abbiamo tante idee. Inizieremo una ristrutturazione che era già stata programmata e che ci aveva trovato un attimo disorientati perché non avevamo idea dello scenario che potevamo avere davanti, però noi siamo convinti che bisogna assolutamente continuare in meglio. Cioè andare avanti in meglio, e questo secondo me è una cosa che deve un po' contagiare tutti. Volevo raccontarvi un episodio che è successo sta settimana perché a me ha fatto tantissimo piacere. Ho fatto un tampone di prova per vedere se sono positiva o negativa, proprio così di prova, e naturalmente sono negativa, per cui ho scritto sulla nostra pagina Facebook: io penso che potrei venire da voi. L'ho scritto venerdì alle 2 ed è stata un'apoteosi, nel senso che il giorno dopo siamo andati in Austria con
furgone pieno di cose che cioè, sembrava veramente fosse arrivato Babbo Natale, ed è un'esperienza che io non avevo ancora provato in questa maniera, cioè il vedere della gente che tra l'altro è quasi un anno che non vediamo, specialmente i più anziani, quelli che non hanno, diciamo, si muovono meno. E niente, quando arrivavamo a portare, che poi portiamo la nostra merenda, non è niente di che, insomma, è la cosa più semplice che ci sia, o il vino, e questi ci accolgono veramente a braccia aperte. Poi mi è successo un episodio, tra l'altro posti bellissimi, io questi clienti li ho sempre visti, però non avevo idea dove abitassero. Ce n'è uno che è una vita che conosco e abita in cima a una bellissima collina sopraffilla e fa la birra, ha una piccola birreria, è stata un'esperienza anche quella. E niente, consegno questa merenda a questo signore, dalla finestra vicino, si apre la finestra e uno mi dice: hai qualcosa anche per me? Cioè, mi è sembrata una cosa così incredibile da vivere, cioè veramente è stata una bella cosa, cioè bei rapporti umani, indipendentemente da quello che portavi, il concetto è proprio di rivedersi, di mancarsi. E questa è una cosa, direi che è anche un privilegio, quello che in qualche maniera in tutto questo disastro che stiamo vivendo, riscoprire questo rapporto con chi, voglio dire, in effetti è il tuo cliente, però si instaura anche un rapporto di conoscenza e di amicizia. E un'altra bella cosa che volevo dirvi è che attraverso di voi, penso, sì, ho tantissimi clienti italiani che non ho mai visto, tantissime famiglie che vengono qua già positivamente preparate a quello che troveranno, e capisci che la prima volta che vengono perché ti chiedono dov'è il bagno, no? Normalmente la gente che viene sa dove è il bagno, Vero. tutta gente nuova. Anche questa è una cosa bella, in tutta questa cioè in questo disorientamento che viviamo ogni giorno, questi punti fissi sono per noi, ma credo anche per chi venga qui, sono un tocco positivo, insomma, un momento positivo. Questo volevo condividere con voi, oltre alle ricette, oltre al vino, oltre alle torte. Bellissimo, e ci ha fatto piacere che tu abbia condiviso questo momento, intanto perché ci racconta anche che nonostante ci abituino a stare a distanza, a stare lontani, a stare senza vedersi, l'importanza del rapporto umano è sempre fondamentale, ed è fondamentale anche nel far ritornare un cliente che oltre alla bontà del prodotto cerca anche quell'affetto e quella voglia di sentirsi sempre un po' a casa, sia dentro il locale che anche quando vi incontrate fuori, così come ci hai raccontato oggi. Sì, assolutamente. Vi voglio solo dare una ricettina velocissima che abbiamo inventato in questo periodo qui, ed è un pan dolce. Sono quei pan dolci che assomigliano ai panettoni, quelli che poi trovi tutto l'anno, e abbiamo pensato di scaldarlo alla piastra, farlo tostato, quindi caldo e croccante, e con il nostro gelato freddo. E quindi abbiamo provato delizia. è stata una idea della domenica mattina, abbiamo detto dai, l'abbiamo assaggiata, è piaciuta a tutti, e quindi quel giorno si è venduta quella cosa lì, perché quando una cosa ti convince, ti piace, quello che hai davanti capisce dai tuoi occhi che vale la pena prendersela, per cui abbiamo inventato questa cosa, il pan dolce con la crema di latte fredda. Bene. Mamma mia, che meraviglia, benvenuta. È sempre un piacere venirti a trovare anche virtualmente, grazie per esserci, perché sei insomma una ricchezza anche del nostro Radio Chef, che ci porta sempre un angolo di Camporosso, un angolo di montagna. Grazie, un saluto e certo, non mancheremo ovviamente, e un abbraccio anche a tutto il tuo staff, buon lavoro a tutti voi. Grazie, anche a voi, grazie mille. Grazie e benvenuta da Davide Camporosso. Andate a sbirciare anche i suoi social, il suo sito, perché è pieno di immagini davvero gustose. Maria, un piccolissimo passaggio dal centro commerciale Torri d'Europa insieme a te, perché poi dopo una piccola pausa pubblicitaria torneremo con Claudia sul discorso delle fake news, ma anche vi daremo tanti consigli per fare la spesa e tanti piccoli consigli di benessere. Allora, Maria, Beh, dal centro commerciale Torri d'Europa sarei voluta fare un salto direttamente a Camporosso al David, perché questo pan dolce col gelato veramente mi ha sorpreso, mi ha fatto un bel languorino.
Ma intanto qui continuiamo il nostro shopping perché in questo giovedì, ricordiamo, i negozi sono aperti dal lunedì al venerdì, poi seguendo il DPCM naturalmente durante sabato e domenica sono aperti l'ipermercato, la farmacia, il DM, la parafarmacia, Svapo Web, la libreria, l'edicola e i parrucchieri, ma ci sono tantissime novità. Adesso andrò a scoprire per voi una gift card, vediamo se riusciremo a mostrarvela anche qui in diretta per scoprire un po' anche come fare i vostri prossimi regali anche nel prossimo periodo, perché è una bellissima idea da regalare a tutti coloro che volete, perché è disponibile durante tutto l'anno, è spendibile durante tutto l'anno in tutti i negozi del centro commerciale Torri d'Europa, e poi durante l'anno ci sono varie promozioni anche per acquistarla a prezzo speciale, quindi rimanete sempre aggiornati nella nostra classifica Big 40 con Barbara e Igor che sono sempre aggiornatissimi sulle novità del centro commerciale Torri d'Europa e naturalmente anche su tutti i social del centro commerciale Torri d'Europa. Grazie Maria, allora per noi è tempo di una piccola pausa pubblicitaria e torniamo tra poco sempre in diretta nel nostro Radio Chef, tra pochissimo. Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Vieni da Ceramiche Pariad, ti porteremo nel viaggio virtuale. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche. Per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre marchiatura laser e servizio consulenze e soluzioni per il taglio. Quando tagliare non è separare ma creare. Affidati ad Affila Utensili in Atisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com. Intensa, schiumosa, invitante. Il gusto avvolgente del malto e l'aroma del luppolo. La voglia di birra non conosce stagioni. Torna la birra artigianale a domicilio con Birra Campagnolo. Corri sul sito birracampagnolo.it e scegli la tua birra preferita. Per le province di Trieste e Gorizia la consegna è di 5 euro. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci al numero 040 23 23 06 e seguici sui social. Per una pinta di felicità, scegli Birra Campagnolo, la birra artigianale della tua città, direttamente a casa tua. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. sempre tante offerte, Bosco, sempre. sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Il segreto di Acqua Dolomia è a monte, nel cuore delle Dolomiti. È neve perenne che, sciogliendosi, filtra lentamente nella roccia e scorre a lungo in un enorme bacino idrogeologico, arricchendosi di bicarbonato, calcio e magnesio, minerali preziosi. È tra le acque oligominerali più leggere, con un basso residuo fisso. Arsenico e nitrati sono pressoché assenti. È la più povera di sodio e la più ricca di ossigeno. È eccezionalmente pura e rigenerante, è fonte di benessere e non ha età. È Dolomia, l'acqua di origine protetta. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Radio.0, il tutto la a miglior velocità radio del massima. Friuli Venezia Giulia. E voilà, 4 puntate super energetiche per la finale della 12ª edizione di Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef. Ci siamo lasciati parlando di fake news. Allora Claudia, che consigli ti senti di dare ai nostri ascoltatori quando appunto si ritrovano a condividere, oppure appunto qualcuno gli invia qualche notizia particolare che riguarda l'alimentazione? Ricordo che le notizie possono, a volte anche quelle più innocue, in realtà nascondere diverse insidie, no? Faccio un esempio, non so, la vitamina D fa bene per evitare il Covid, ed ecco che magari qualcuno ne prende molto più del necessario perché pensa che così si difenderà dalla malattia, e così avanti potremmo fare 1000 esempi. 1000 esempi, ecco, ritornando un attimo al discorso alimentare, poi riprendiamo anche questo della vitamina D, però ecco, io ci tengo a dire, riprendiamoci un attimo in mano veramente il buon senso innato che abbiamo della nutrizione,
perché non esistono ingredienti miracolosi, superfood o smart food, e quindi è proprio questo il concetto che deve rimanere in mente. C'è un caos di notizie, c'è veramente un'invasione mediatica in internet di queste notizie. La peggior cosa è che purtroppo molte volte le diffondiamo, come hai detto bene, anche in buona fede. Dobbiamo sempre stare attenti al fatto proprio che cosa si nasconde dietro, ad esempio, proprio cioè come nasce proprio una fake news, nasce proprio ad arte, e di solito sono proprio quelle che nascono dall'espressione di un singolo concetto che di solito magari è semplice ed è quello magari allarmistico. Ad esempio hai citato la vitamina D, ma io mi ricordo anche la campagna, ad esempio, il latte è un veleno. Questo era uno dei tipici, no, titoloni, ad esempio la carne rossa fa male come il fumo. E quindi proprio questo, no? Questo cercare sempre di stupire, quindi ma pensa, io che l'ho sempre mangiato. Allora stiamo attenti quando, ecco, c'è qualcuno che poi anche le riporta. Sono sempre persone che di solito lo indicano anche come fosse quasi un complotto, un qualcuno che effettivamente si sta inquadrando proprio un colpevole di tutte queste cose. Ecco, non sono di certo queste persone che poi anche questi falsi opinionisti o delle cose così, falsi tuttologi, che poi si indicano anche come salvatori e quindi dicono ma io c'ho il rimedio. Io poi diciamo posso anche dire, se voi mi ascoltate, ecco, provate magari a prendere questo libro, a prendere magari, ecco, i miei prodotti che vi possono anche fare bene, salvare. Ecco, questa è un'altra delle trappole. Stiamo attenti a questi messaggi, perché spesso non arrivano effettivamente da gente esperta del settore o scientifica, perché nessuno di noi tende a vendere dei prodotti, ma cerca sempre il meglio. Noi nutrizionisti siamo già impegnati da anni in queste campagne. Anche qui a Trieste, quando ogni anno facciamo biologi in piazza, ci mettiamo così in gioco proprio per far chiarezza. Esiste anche un sito web dell'Istituto Superiore della Salute che è proprio dedicato a tutti questi falsi miti, incluso anche questi più recenti che riguardano il Covid, e quindi ecco che riprendiamo allora il discorso della vitamina D, e quindi ecco, io direi cercate noi specialisti, fateci le domande. Per noi, ecco, noi siamo sempre lieti e contenti di potervi rispondere, di fare chiarezza, perché poi andare anche in cerca di questo, come si dice, di perdersi dietro questi prodotti, oltre magari questi ingredienti miracolosi, ci pone anche in pericolo la nostra salute. Giustissimo, grazie Claudia per queste dritte importanti. Ovviamente tu rimani con me, perché adesso ricorderemo ai nostri ascoltatori, essendo questo il nostro ultimo giovedì di febbraio, quali sono i prodotti da mettere nel carrello della spesa per questo mese di marzo. I prodotti insomma anche più interessanti, più particolari. Tra questi, mentre nelle immagini della nostra diretta Facebook e YouTube vediamo i prodotti dei supermercati Bosco di Trieste, nostri partner di Radio Chef, ricordiamo gli agretti, noti anche come barba di frate. Non sono altro che delle piantine giovani della Salsola soda, una pianta che appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae e di origine mediterranea, molto diffusi nella cucina italiana. Si possono consumare cotti al vapore oppure lessati e conditi anche semplicemente con olio, aglio e limone. Sono molto ricchi di potassio, calcio, vitamine C e B3, piantine saporite, particolarmente depurative, ma anche diuretiche e rimineralizzanti. Proprio grazie a queste proprietà sarebbe opportuno anche consumarli regolarmente in questa stagione. Ma del mese di marzo fanno parte anche i nostri amatissimi spinaci. Dal loro sapore leggermente amaro e metallico, gli spinaci si sa, o si amano o si odiano, c'è poco da fare. Anche se sono disponibili più o meno tutto l'anno, in questo periodo possiamo trovarne di più freschi e saporiti, in particolare la varietà foglia piccola, che io vi suggerisco di provare anche in buonissime insalate crude.
ben noti per le loro qualità nutrizionali, contengono elevati livelli di calcio e ferro, ma anche l'acido salico che lega questi due minerali e ha come conseguenza che questi possano essere assorbiti dal nostro corpo. Ma per essere un ferro biodisponibile, ricordiamo che sarebbe meglio condirli con limone oppure subito dopo mangiare un bel agrume, quindi la vitamina C converte quel ferro vegetale in ferro biodisponibile, altrimenti si perde l'efficacia. Comunque sì, in più essendo foglia verde scura sono ricchi anche, contengono, quindi ci forniscono anche folati, vitamina B12 e poi anche la clorofilla, quindi diventano questa clorofilla che insomma può essere un chelante verso alcune cose, quindi quello che riempie molto così il periodo, queste detox, ci può stare. E la clorofilla che ci dà anche energia, ma un altro ingrediente, un'altra verdura insomma di cui vi parliamo da mettere nel vostro carrello in questo mese di marzo, poi ve ne ricorderemo altri nelle prossime puntate, sono anche le cipolline che si possono mangiare anche crude oppure possono essere un'ottima aggiunta per le nostre insalate, così manterranno tutte le proprietà nutrizionali. Si possono anche semplicemente scottare per dare quel sapore croccante che le caratterizza rispetto alle cipolle normali. Tenere gustose, le cipolline sono semplicemente delle cipolle bianche raccolte in giovane età. Appartengono alla stessa famiglia dell'aglio, del porro, dello scalugno e dell'erba cipollina. Ottima fonte di vitamina B, B e C, acido folico e fibre, antiossidanti. Contengono anche flavonoidi che aiutano a proteggere l'organismo da malattie cardiache, sono anche ovviamente degli antitumorali, ma sono molto buone anche in agrodolce, è vero Claudia? So che tu hai anche delle ottime ricette per preparare le cipolline in agrodolce. Le cipolline borrettane. Svelaci i segreti. No, è una banalissima ricetta passata dalla mamma, che comunque riguarda solamente utilizzare dell'aceto balsamico, magari con solo una piccola puntina di zucchero, giusto così per lasciare così allungare con un po' di acqua e lasciarle sobbollire con qualche chiodo di garofano, dell'alloro fresco e poi una giustatina sicuramente di sale e pepe. Io ci aggiungo anche un po', 1 o 2 bacche di ginepro, perché insomma questi sono i miei gusti. È un piatto semplicissimo, ma alla fine ecco l'aceto balsamico insomma dona quella caramellizzazione che le rende così sfiziose. Buone, le cipolline borrettane fatte così, tutti questi ingredienti freschi, oltre a tutto quello che vi può servire per la vostra spesa, insieme anche a tanti prodotti di qualità. Io ricordo che li trovate presso i supermercati Bosco di Trieste, anche sul sito gruppobosco.it trovate tante informazioni, curiosità, i prodotti anche che i supermercati Bosco ricercano dalle aziende del nostro territorio. Dove li trovate i supermercati Bosco? Ma naturalmente in piazza Goldoni 10, in via Coroneo 31/1, in via Sette Fontane 51/1, in via Ruggero Manna 1, in via Franca 4/2, in via Orlandini 1 e poi anche Largo Tommaso Duo Piccina, in via Concordia 6. Insomma, non avete scuse per non trovare il vostro supermercato Bosco di fiducia. Inoltre, insomma, ricordiamo anche che in via Sette Fontane e in via Coroneo c'è il parcheggio dedicato ai clienti. Ora invece è tempo, Claudia, sai che a noi piace sempre sbirciare un po' la natura per dare dei consigli non solo nutrizionali ma anche che riguardano il benessere. La scorsa settimana vi ho appunto indicato che cosa bisogna fare con la luna, che in questi giorni sta inesorabilmente crescendo fino ad arrivare alla luna piena. E con la luna piena, che sarà precisamente questa domenica 28 febbraio, che cosa si fa con la luna piena? Con la luna piena ci si rilassa, quindi cari amici, questa domenica dedicatevi a un'attività rilassante e sappiate che se vi piace cucinare, una delle attività interessanti che vi consiglio è quella di impastare, perché impastare rilassa, è un'attività che un po' diciamo impegna la nostra mente, quindi non si parte con questi pensieri assillanti che in questo periodo colpiscono molti di noi, ma intanto si prepara qualcosa magari da condividere con qualche amico o anche una piccola coccola per se stessi. Inoltre potreste preparare ad esempio un'ottima focaccia in casa. Il lievito di birra secco istantaneo vi permette anche per esempio una lievitazione molto rapida
Che cosa vi servirà? Per 7-8 grammi di lievito secco istantaneo vi serviranno 25 grammi che corrispondono a 25 grammi di lievito fresco, che vale un cubetto, così potrete insomma accelerare la vostra focaccia quotidiana. Ma non solo, anche qualche piccolo consiglio che riguarda la nostra casa, e magari, perché no, se siete appassionati di natura, il piacere insomma di risparmiare e rifiuti, come le spugnette per i piatti, ad esempio, quelle che usiamo per le pulizie, sono tutte in fibre di plastica, ma anche rilasciano queste microparticelle che sono un po' nocive per la salute e per l'ambiente. Quindi, se vogliamo essere davvero dei piccoli ecologisti, possiamo sostituirle con degli spazzolini in fibra di cocco o ancora dei resistentissimi panni in bambù che non lasciano aloni e pelucchi e sono anche naturali, per cui insomma, se ci tenete, provate con questa soluzione. Tornando alla nostra luna piena e al nostro relax, una soluzione che coniuga anche il piacere del vivere in mezzo della natura, una bella passeggiata, con quella di rilassarsi, e creare ad esempio un vostro piccolo erbario, un modo tradizionale ma anche molto piacevole di studiare e catalogare le piante. Come fare? Raccogliete le foglie e anche i fiori, li fate seccare singolarmente per 15 giorni tra 2 fogli di carta assorbente sotto un volume pesante. Oppure ancora potete fare delle belle fotografie e poi raccoglierle tutte e creare una composizione fatta delle foto di tutte queste piantine che avete creato. Questa composizione, magari, perché no, potete racchiuderla in una cornice che avete fatto voi stessi con le vostre mani, con il fai da te, quindi non so, lavorando il legno, ritagliandolo. E se per il vostro fai da te avete bisogno degli utensili giusti, così come in cucina ci racconta Maria in diretta dal centro commerciale Torri d'Europa di Trieste, dove andarlo a trovare. Sì, è una bellissima idea quella di vivere anche la natura, come dicevi Barbara, e quindi noi andiamo direttamente da Fila Utensili Natisone, che vi aspetta a presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, sulla strada Cividale Peroleis, per trovare tutti i vostri utensili da taglio particolare. Da Fila Utensili Natisone troverete tantissime tipologie di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, utensili, come dicevi, anche per il taglio del legno, metalli e plastiche per hobbistica, quindi dedicarvi anche voi al vostro erbario, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, per i servizi più specifici trovate marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio, perché come ci ricordano i nostri amici di Affila Utensili Natisone, quando tagliare non è separare ma creare, potete affidarvi direttamente all'utensileria Natisone. Vi ricordo che poi Affila Utensili Natisone propone il proprio servizio di affilatura e rivestimento utensili in Friuli Venezia Giulia, quindi in provincia di Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, e in Veneto presso le province di Belluno, Treviso e Venezia, curandone ogni fase della lavorazione e garantendo scrupolosi controlli di qualità con esperienza durata in oltre 40 anni di attività. E quindi andate intanto a dare uno sguardo, come ci ricorda la nostra diretta video, sul sito affilautensili.com per scoprire naturalmente tutti i dettagli e tutti i servizi adatti a voi. E invece ricordatevi del centro commerciale Torri d'Europa, che vi aspetta anche per tutti i vostri regali, lo shopping di fine stagione. Visto che bisogna rilassarsi con la luna piena, magari potreste acquistare tutto quello che vi può servire per passare una domenica di luna piena in relax, ma anche grazie alla gift card potrete fare i regali senza dovervi impensierire di scoprire che cosa piace ai vostri amici. Grazie alla gift card, che potrete appunto caricare con l'importo che preferite, e i vostri amici o la persona a cui volete fare i regali, ecco, c'è Maria che tra l'altro ce la sta mostrando, possono anche decidere di acquistare in qualsiasi negozio del centro commerciale Torri d'Europa, vero Maria? Eccoci, la nostra Marina del Infopoint qui al terzo piano del centro commerciale Torri d'Europa ci ha prestato questa gift card che si può caricare da 10 euro fino a 500 euro a multipli di 5, quindi adatta veramente per tutti i prezzi, per tutti i regali che volete fare, da quelli più piccoli a quelli più consistenti, diciamo, e vi ricordiamo che potete spenderla tutto l'anno in tutti i negozi del centro commerciale Torri d'Europa, quindi i vostri amici, i vostri cari avranno veramente una grande scelta per come spendere questo vostro regalo nel migliore dei modi qui al centro commerciale
Torri d'Europa. E poi vi ricordo che a breve partirà anche il servizio di pagamento della gift card via POS, quindi con vantaggio anche del cashback. Molto bene, non ci sono scuse per non andare al centro commerciale Torri d'Europa, dove trovate ovviamente tutto quello che vi può servire, dall'abbigliamento al benessere, l'elettronica, per la spesa, per un attimo di relax, un buon libro da leggere, un caffè in compagnia, il momento del pranzo, oppure anche tutto quello che vi può servire, ad esempio in farmacia. Eh sì, sono veramente tantissimi i servizi che vengono offerti qui al centro commerciale Torri d'Europa. Vi ricordo ancora che acquistando la vostra gift card, che vi abbiamo ricordato fino a fine febbraio, quindi fino a questa domenica, riceverete in omaggio la shopper per il vostro shopping, appunto, e la mascherina targata Torri d'Europa. Grazie Maria, torneremo con te più tardi. Prima però andiamo sempre insieme a te a sentire che cosa ci ha raccontato Giorgia, che in questo momento è a scuola, ma ieri ovviamente ci ha raccontato la ricetta di questa settimana. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Un bello sprint di energia non poteva mancare, anzi un gustoso sprint di energia insieme alla nostra mini chef Giorgia anche in questo giovedì qui in collegamento con noi. Intanto Giorgia, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno Maria, buongiorno Barbara e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio appunto a tutti voi e ringrazio sempre per il vostro invito alla Radio Chef. Come state? Tutto bene, anche perché come sai oggi inizia questa nostra 13ª edizione, prima puntata anche di questa nuova edizione ricca di novità, ma naturalmente il gusto insieme a te non manca mai, anche sempre qui a Radio Chef. Di cosa ci parli oggi? So di qualcosa di dolce, quindi sono molto curiosa di andare a scoprire la ricetta. Infatti oggi, come ogni giovedì, ho preparato una nuova ricetta. Questa volta torno un po' alle origini e presento un dolce semplice che spero che vi piacerà. Oggi parlerò della crostata ricotta e cioccolato. La crostata ricotta e cioccolata è un dolce golosissimo, sicuramente per gli amanti del cioccolato, è una variante della classica crostata alla sola cioccolata. In questo caso il guscio morbido di pasta frolla al cacao custodisce un ripieno cremoso di ricotta e cioccolato che in cottura si fondono insieme. Wow, fantastico! E quindi siamo pronti anche ad andare a scoprire come si procede nei vari passi per preparare questa ricetta insieme a te, Giorgia. Sì, adesso che mi ho ingolosito per benino direi di andare proprio a vedere la ricetta. Assolutamente, diamo quindi il via alla ricetta dolce. Ok, per la crostata ricotta e cioccolato, quantità per uno stampo da 20 cm. Per la pasta frolla al cacao, 285 g di farina 00, 45 g di cacao amaro in polvere, 165 g di burro morbido a temperatura ambiente, un uovo intero di dimensione media, 2 tuorli d'uovo di dimensione piccola, 150 g di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, solo se state realizzando crostate e crostatine, 2 bustine di vanillina oppure un cucchiaio e mezzo di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Invece per il ripieno ricotta e cioccolata ci vogliono 250 g di ricotta perfettamente sgocciolata, 3 cucchiai di zucchero a velo, ma nemmeno anche 2 a seconda dei gusti, una bustina di vaniglia oppure un cucchiaio di estratto di vaniglia colastrino, 3 cucchiai di cioccolata o crema spalmabile al linasole. Io preferisco la cioccolata. Come fare la pasta frolla al cacao allora? Passiamo farina, cacao, lievito e sale, mescolate e ponete in una ciotola a parte. Montate il burro morbido con la vaniglia e lo zucchero per 4-5 minuti. Meglio se con le frutte elettriche. Dovrete ottenere una crema densa e piena di grumi. Aggiungete quindi le uova e amalgamate con le frutte, una alla volta. Quando il primo è assorbito, inserite il secondo. Il risultato finale deve essere una crema vellutata, compatta e spumosa. Aggiungete al composto di burro le farine seccate, mescolate con una spatola, poi trasferite su un piano di lavoro e compattate a mano. Formate una palla. Avvolgete in una pellicola per alimenti e appiattitela. Lasciate riposare la frolla in frigo per 30-40 minuti prima di utilizzarla. Trascorso questo tempo di riposo in frigo, la pasta frolla è pronta per essere stesa. Potete stenderla con un foglio di carta da forno ed infarinate bene anche il mattarello che utilizzate, in modo tale che non si appiccica. Lo spessore ideale per crostate è di 5 mm di solito. Poco prima di aggiungere la farina e il cacao, alla montata di burro e uova, togliete da parte 2 cucchiaini di impasto di burro e uova e mescolate in 3 cucchiai di farina presi dal totale.
Questa operazione serve per realizzare una piccola parte di pasta frolla bianca che vi servirà per fare la decorazione di cuoricini o di stelline, come volete. Vi ponete in frigo per almeno 30 minuti oppure in freezer per velocizzare la preparazione. Una volta trascorso il tempo indicato, dividete la frolla al cacao in 2 parti, una un po' più piccola e lasciatela in frigo. Prendete la parte leggermente più grande ad uno spessore di 5 mm. Rivestite uno stampo per tostate imburrato e infarinato e rivestitelo con una sfoglia di frolla. Tagliate via i bordi e bucherellate il fondo con una forchetta. Riponete il guscio in frigo e con tutto lo stampo. Prendete quindi la parte più piccola di frolla al cacao su una pellicola per alimenti, realizzando un tondo che sia grande, più grande di 1 centimetro del diametro della crostata, in modo tale che vi va precisi. Prendete anche la sfoglia bianca piccola e ricopate di spicchini. Preparate la crema di ricotta, passatela con un passino a fori stretti e mescolate insieme alla ricotta, zucchero e vaniglia con una frutta a mano. Versate la crema di ricotta all'interno dello stampo unitamente a 6 cucchiai separati di cioccolata e riponete quindi in frigo. Coprite la crostata con il gusto precedentemente preparato e passate sopra il mattarello per eliminare i bordi e richiudere perfettamente. Decorate con i cuoricini di pasta frolla bianca. Riponete ancora in frigo per 15 minuti, cuocete in forno già caldo a 160 gradi per 10 minuti, poi abbassate a 165 gradi e lasciate cuocere ancora per circa 30-40 minuti. Fornate e lasciate intiepidire 21 minuti prima di sformare. Sembra è più lunga da leggere questa ricetta che a farsi, però vi assicuro che è molto buona. Eh sì, sono dei passaggi che devono essere rispettati, come hai detto, la ricotta sgocciolata o anche di questi passaggi della frolla, quindi bisogna seguire la ricetta di Giorgia, naturalmente, che ringraziamo per essere stata con noi anche questa settimana e averci ingolosito con questa frolla al cioccolato, al cacao. Giorgia, intanto è stato un piacere averti con noi anche questa settimana, ci risentiamo il prossimo giovedì per nuove idee, nuove ricette. Bene Maria, prima di salutare voglio ringraziare voi e la rivista QB per avermi dato la possibilità di partecipare al contest delle piccole ed essere giudicata e premiata. Grazie. Questo risultato mi inorgoglisce e mi stimola a fare sempre di più e sempre meglio, quindi grazie veramente e al prossimo giovedì. Grazie a te Giorgia, un abbraccio a te, a tutta Camporformido e alla tua famiglia, ciao! Ciao! Fantastica, grazie Giorgia anche per aver partecipato con un'ottima ricetta delle frittelle, tra l'altro anche per te ci sarà un bellissimo libro dedicato proprio alle ricette dei dolci triestini. Intanto torniamo, anzi voglio anche approfittare per dire che la nostra Fabiana Romanutti di QB ha preparato la pagina del prossimo numero di QB che avrà proprio i protagonisti di questo contest dedicato alle frittole. Intanto Maria, torniamo con te al centro commerciale Torri d'Europa. Per chiudere questa diretta ricordo che però ovviamente noi vi racconteremo sempre tutte le novità del centro commerciale Torri d'Europa nella nostra classifica che va in onda dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 19 e il sabato anche con tutti i 40 singoli della settimana dalle 16 in poi. Allora a te la parola Maria dal centro commerciale Torri d'Europa. Eccoci, grazie Barbara della linea. Prima di chiudere vi faccio un piccolo riassunto di tutte le novità che abbiamo raccontato, che abbiamo rivisto oggi qui a Radio Chef dal centro commerciale Torri d'Europa. Quindi dietro di noi, alle mie spalle, c'è l'Info Point qui al terzo piano del centro commerciale Torri d'Europa di Trieste, dove è disponibile il servizio di fotocopie, stampe, fax e anche per richiedere direttamente la vostra gift card che io ho già richiesto. Che è disponibile tutto l'anno, è spendibile tutto l'anno in tutti i negozi con diverse promozioni anche durante l'anno in cui viene venduta ad un prezzo speciale. La potete regalare a chi volete e poi a breve verrà fornito anche il servizio di pagamento POS per usufruire anche del cashback. Qui all'InfoPoint poi speriamo riaprirà presto anche la biglietteria del Teatro Rossetti che intanto continua con gli spettacoli online. Al momento è chiusa, però ci auguriamo presto per i nostri amici del teatro anche di ritornare a vivere in sala gli spettacoli. Poi grande novità del centro commerciale Torri d'Europa, naturalmente l'autolavaggio che abbiamo visto anche nella nostra diretta, l'autolavaggio che si trova al livello -1 del centro commerciale Torri d'Europa con servizio di prenotazione al numero 392 93 16 860. Usufruendo anche della prenotazione avrete 2 ore di parcheggio gratuito e se le telefonate questo sabato
o domenica, prenotando il vostro lavaggio, avrete un lavaggio esterno in omaggio. Poi vi ricordo ancora che a marzo, più o meno nella seconda settimana di marzo, partirà anche l'operazione a premi. Per ogni acquisto presso le cooperative avrete un buono da spendere nei negozi del centro commerciale, in tutti i negozi del centro commerciale. E vi ricordo ancora che tutti i negozi del centro commerciale sono aperti dal lunedì al venerdì. Il sabato e domenica trovate l'ipermercato, la farmacia, DM, parafarmacia, Svapoweb, libreria, l'edicola e i parrucchieri, e il servizio di ristorazione è attivo a pranzo, seguendo naturalmente le normative del DPCM, con chiusura alle ore 18, ma sempre aperti poi con servizio per asporto. Quindi potete telefonare ai numeri della ristorazione e ordinare direttamente per asporto a casa vostra la vostra cena speciale direttamente dal centro commerciale Torri d'Europa, che noi ringraziamo per essere stato anche in questo appuntamento con noi. Salutiamo il direttore Stefano Minniti, che abbiamo incontrato, sempre impegnatissimo ma sempre presente qui insieme a noi, anche nella classifica Big 40, come ha ricordato Barbara, dove potete, vi ricordo, rimanere sempre aggiornati con tutte le novità del centro commerciale Torri d'Europa, che trovate su tutti i social e sulla pagina sul loro sito torrideuropa.it. Grazie Maria, e grazie naturalmente al centro commerciale Torri d'Europa di Trieste, sempre con noi. È tempo insomma di arrivare in chiusura di questo appuntamento con Radio Chef. Ringraziamo innanzitutto la nostra biologa nutrizionista Claudia Casarsa per essere stata con noi e averci dato tanti consigli utili per destreggiarci anche con le notizie sul web. Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Vi ricordiamo di continuare a inviarci le vostre ricette, fatelo attraverso tutti gli strumenti che ritenete possibili. Se volete, non so, farci una telefonata, raccontarci la diretta perché non avete voglia di scriverla, fatelo. Se volete mandarci anche un messaggio vocale su WhatsApp con la vostra ricetta al 331 338 611 6060, fatelo, oppure scriveteci un messaggio WhatsApp, oppure mandateci una mail a radiochef@radio.0.it, oppure lasciateci un commento con la vostra ricetta anche sotto le nostre dirette, quelle che poi rimangono visibili. Quindi per chi ci ha ascoltato la radio potete continuarle a seguire anche sui nostri canali, anche sul canale YouTube, dove insomma vi consigliamo di iscrivervi perché abbiamo sempre anche tante piccole novità dedicate anche solo ed esclusivamente ai social. Quindi seguiteci anche per questo e continuate a mandarci le ricette per partecipare a questa edizione. E poi, se vi piace la musica, sappiate che la prossima settimana Sanremo a casa, ovvero dal 2 al 6 marzo saremo qui in studio, io, Igor da Milano e Maria, per commentare dal vivo l'edizione di Sanremo 2021. Cioè voi ve la guarderete alla TV e potrete ascoltare i nostri consigli con una cuffietta, quindi con la radio nell'orecchio, ma soprattutto vogliamo sapere i vostri commenti, che potete inviarci anche attraverso tutti i canali che vi ho raccontato. Partecipare, ci saranno tanti ospiti ovviamente collegati con noi per riuscire insomma a regalarci un po' di serenità, pensare alla musica, ai commenti di Sanremo, che poi hanno rappresentato l'anno scorso l'ultimo momento quasi di vita normale, e noi saremo qui per voi tutte le sere, proprio tutte. Maria, volevi aggiungere qualcosa? Volevo intanto invitare ancora tutti i nostri ascoltatori a seguirci la prossima settimana per Sanremo. Ringraziamo quindi Igor da Milano alla regia streaming. Prima di chiudere volevo ringraziare anche Vanessa e la nostra direttrice marketing Francesca Busolini per le riprese che sono state effettuate anche qui dal centro commerciale Torri d'Europa, e quindi intanto noi dal centro commerciale Torri d'Europa di Trieste vi salutiamo e vi invitiamo sempre a venire a scoprire tutte le novità. Grazie Maria, e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, grazie ai nostri inserzionisti. Radio Chef torna la prossima settimana sempre dalle 12, in replica sabato sempre alla stessa ora. Ciao a tutti! Avete ascoltato Radio Chef? Vi aspettiamo il prossimo giovedì dalle 12. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube e non perdete i gustosi consigli della pagina Instagram di Radio Chef. Inviateci le vostre ricette a radiochef@radio.0.it.